Maurizio Tibaldi alla mostra dell'illustrazione di Sarmede porta Forme in maschera. Che significato ha l'immagine di maschera e come si lega all'idea di gioco? È un progetto nato appositamente per questa mostra, proprio pensando ad un gioco, più che a delle illustrazioni o a una storia. L'idea è proprio quella di giocare con le forme, come il nome di questo progetto suggerisce, forme molto semplici e anche con pochi colori, molto elementari, ed è qui il gioco, accostati in molti modi diversi, infiniti, volendo, danno vita a tanti volti diversi, tanti caratteri diversi, tanti personaggi diversi. Quindi qui a Sarmede ho portato i primi 11 esperimenti fatti con questo gioco, che è stato prima progettato e poi giocato, anche prima di tutto da me, per capire se poteva essere l'ho chiamato un dispositivo creativo che funzionasse, che potesse essere effettivamente divertente e però anche capace di esprimere tutta una serie di potenzialità visive, creative, immaginative, narrative e quindi ecco, questo è quello che ho provato a fare. Qui a Sarmede la sua esperienza si declinerà anche nell'insegnamento al laboratorio. Giocheremo anche con i bambini, proveremo a giocare tutti insieme con queste forme e a capire insieme cosa può succedere. Le combinazioni sono potenzialmente infinite, non ci sono limiti ed è proprio questo che anche mi piace di questa possibilità e quindi anche di capire insieme a loro quali personaggi potrebbero nascere da questo gioco fatto insieme. E quindi a fine mese qui e poi alla Biennale giocheremo insieme e vediamo cosa succede.